Foto di gruppo per il Comitato Treviso Pride, ufficializzata la data del corteo tanto discusso, sabato 18 giugno, con partenza prevista intorno alle 15 dalla stazione dei treni. Diciamo che il percorso attraverserà sostanzialmente tutte le piazze principali di Treviso, almeno secondo l'idea che abbiamo noi. A breve il secondo nuovo incontro con Casugana, nel frattempo già sottoposta alla questura una bozza del percorso della sfilata che in questo momento prevede anche il passaggio sotto la sede del Vescovado. Piazza Duomo è una piazza importante di Treviso, per cui perché escluderla? Per il comitato organizzatore importante il patrocinio del comune e non soltanto per opportunità legate alla sicurezza e a un abbattimento dei costi. Sarebbe un riconoscimento che darebbe un segnale forte alla comunità LGBT. Significherebbe: voi fate parte della nostra città è inclusiva, è per tutti. Questo sarebbe il senso del patrocinio. Tra i firmatari del manifesto a favore della parata e dei 6 mesi ricchi di eventi che la precedono, con l'Associazione Partigiani di Treviso, anche la CGIL, il consigliere di opposizione del gruppo misto, l'ex grillino Gnocchi, quindi SEL, PD e diverse associazioni venete, trentine e friulane con 350 soggetti privati.